Mestre, 29 settembre 2016. Conferenza stampa per la presentazione della mostra. Nella torre, immagini della Mestre storica. A margine dell'evento del 7 ottobre 2016. Ritroviamoci in piazza come una volta, di Roberto Venerando. Allora, buongiorno a tutti, io sono Andrea Sperantio, presidente di Mestre Mia. Grazie per essere intervenuti a questa conferenza stampa, vi ringrazio, c'è il giornalista del Corriere, piacere, anzi mi scusi, non ci siamo presentati prima, è presente anche l'amico da sempre di Mestre Mia, Vincenzo Conte. Niente, sostanzialmente lo scopo di questa conferenza stampa è perché Mestre Mia, dando continuità alla mostra che aveva fatto in ottobre alle immagini di Mestre che si è tenuta presso la Torre dell'Orologio, e cogliendo questa opportunità, devo dire, molto molto interessante per le finalità stesse di Mestre Mia, cioè quelle dell'evento del 7 di ottobre creato da Roberto Venerando, che in qualche modo si è sviluppato su Facebook, e quindi noi un po' per quel senso di appartenenza che è la nostra finalità, diciamo, che vogliamo dare e trasmettere a tutti i cittadini mestrini, tutti i giovani che comunque negli anni 70-80 frequentavano la piazza nelle varie compagnie, ora senza citare i luoghi, comunque tutta la piazza era quel contenitore delle diverse compagnie nei 2 decenni, diciamo, dagli anni 70 agli anni 90 più o meno. Allora, io personalmente e alcuni anche della nostra associazione hanno pubblicato diverse foto storiche, molte delle quali inserite anche a una altissima risoluzione, dove si possono vedere proprio i dettagli particolari delle persone che passeggiano, che camminano, che in qualche modo volevamo dare continuità alla mostra, ma volevamo che tutte queste persone che si sono raccolte per l'evento di Venerando, quindi ritroviamoci in piazza come una volta, si soffermassero, le guardassero, le commentassero, perché la mia era quasi una scommessa. Io avrei scommesso, Vincenzo, che queste persone così facendo si sarebbero riconosciute, e devo dire che io ho letto ogni singolo commento, e sono stati, mi garantiscono, tantissimi, perché ci sono delle immagini che hanno 300 e oltre preferenze, e ho visto che tante persone poi sono andate avanti per conto loro a parlare, dialogarsi, ma tu sei il fratello, tu sei la sorella, facevamo la stessa scuola. Ecco, questo è quello che a noi come Mestre Mia, come finalità, interessa. Quindi interessano le persone innanzitutto, interessano i luoghi dove siamo cresciuti, interessano i costumi, interessa ricordare la città. Ho letto un bellissimo commento di un'amica non ricordo se me l'aveva scritto in privato oppure no, che è Alessandra Fontanella, che era appunto parente di quelli della gelateria Fontanella, che faceva un'osservazione, citava non un titolo ma un pezzo di una canzone di John Lennon, che diceva appunto, siccome qualcuno aveva fatto un'osservazione che le immagini storiche parlando del passato rievocava i nonni, ma cosa c'entrano i nonni, noi siamo giovani, guardiamo il futuro. E lei mi è piaciuta perché ha detto 2 cose molto semplici: che il presente è quello che viviamo oggi, il presente è quello che ci permette di costruire il futuro, ma l'unica cosa certa è il passato, e questo è un dato inconfutabile. Quindi non è che noi vogliamo vivere di passato, di storia e vogliamo fermarci là. Vogliamo dare continuità a quelli che erano i sentimenti e anche i valori, perché io ho avuto l'impressione che dalla metà degli anni 90 in poi, diciamo che gli anni 70-80 la piazza si è di sé, dopo un po' per inerzia, siamo arrivati un po' a metà degli anni 90, poi un po' perché la piazza si è ristrutturata, i lavori, questo e l'altro, si è un po'
paralizzata, la gente in quel momento ha colto l'occasione di isolarsi, no? Di isolarsi, e abbiamo perso tutti quanti un po' l'orientamento di quella che era la nostra città. Io personalmente ritengo che quello che sono stati un tempo i nostri genitori, i nostri fratelli maggiori, i nostri insegnanti ci abbiano insegnato anche dei valori che noi in qualche modo dobbiamo risponderare, non perché manchi l'educazione ai nostri giovani o perché io sono sicuro che ognuno di noi a casa propria, chi ha figli, sicuramente avrà modo e avrà un suo metodo, un suo sistema, però il concetto della città e dei cittadini deve accomunarci di più. Ecco. Noi quindi abbiamo chiesto alla municipalità di nuovo la torre, abbiamo chiesto solo il piano terra della torre, siccome alcuni ci avevano chiesto ma dove si possono vedere queste foto, allora quale occasione migliore per riproporle, magari non tutte, visto che comunque quando noi abbiamo fatto la mostra alla torre ad ottobre l'avevamo fatta su 3 piani, quindi era una cosa anche molto articolata, è stata una mostra molto bella, quindi un concentrato magari in occasione della torre, che mi hanno detto che addirittura da parte tua c'era stata anche l'idea di illuminarla quel giorno, non sbaglio, adesso non lo so. I soldi erano stati messi a regime e devono cominciare i lavori. Ecco Vincenzo, guarda, io anzi lo dico adesso, visto che siamo in conferenza stampa, noi abbiamo chiesto la torre, devono ancora deliberare, oggi in consiglio, c'è un consiglio a Venezia, La giunta stamattina. la giunta, ecco, dovrebbe oggi deliberare. Sostanzialmente non abbiamo ancora in mano la torre. Ecco, abbiamo messo il carro davanti ai buoi, come si suol dire, no? Nel senso che abbiamo tutta la pelle dell'orso prima di prenderlo, sperando che in questi giorni ce la via. Non dovessero deliberare, non dovessimo avere la torre, a me dispiace, ma farò un tentativo con Vincenzo che ogni 2 o 3 ci sentiamo per dargli anche, per chiedergli un pezzo di municipalità. No, mettiamo a disposizione la sala ex udienze dei giudici di pace al piano terra della sala ecco, di fronte. Vincenzo, io personalmente a nome di Mastrini ti ringrazio di questo, perché tu, devo dire, la municipalità nei confronti di Mastrini ha sempre avuto una sorta di gemellaggio, nel senso che si sono sempre resi molto molto disponibili, ma vorrei dire quasi a 360 gradi. Io è l'ennesima, diciamo, è l'ennesima conferma che ci dà Vincenzo Conte, al quale poi avrei piacere anche lui dicesse, visto che comunque si fa sempre avanti per ospitarci anche con le conferenze stampa e anche con delle idee, perché io ritengo che anche la municipalità, che comunque è quell'organo, è quell'amministrazione proprio locale, ci tenga molto ad avere un contatto con i cittadini. Ecco, noi vogliamo quello, non vogliamo strumentalizzazione di nessun genere, politica tantomeno, vogliamo ripristinare le nostre strade, le nostre scuole. Io lo ricordo sempre, Mestre Mia è entrata nelle scuole con le stesse finalità, non più tardi di un mese fa ci sono stati concessi non dalla municipalità ma dall'assessore Boraso, con l'amministrazione, diciamo, i locali della provvederia, dove abbiamo esposto un antichissimo documento, forse il documento più antico dove si evince la parola Mestre, che è del 994 d.C., per cui un documento di 1022 anni fa, che è stato ritrovato nella Repubblica Ceca, questo che esatto, che si chiama il diploma di Ottone III, quindi Ottone III scrisse già un documento del genere. La storia la dobbiamo sapere, non per vivere nella storia, ma per ricordarci che la nostra città ha un valore, ma soprattutto ha un valore i nostri figli, i nostri giovani e le persone che tutti i giorni magari si incontrano dentro e fuori dai negozi, passeggiando, seduti al caffè e quant'altro. Io, e concludo e dopo passo la parola a Roberto Venerando, auspico che ci siano in futuro, e noi ci daremo da fare tantissimo, auspico che ci siano delle
iniziative rivolte verso questo obiettivo, questa finalità, al fine appunto che si riesca a ricompattare bene una città che ha dei valori sicuramente enormi, oltre a essere stata veramente una bella città, carica di storie e di quant'altro che non sto qui e non mi dilungo. Ringrazio per questa opportunità che è, devo dire, magnifica e che ha avuto una risonanza, è stata ben accolta e i numeri lo dimostrano, anche dai media stessi che comunque si sono dati da fare per dare ancora più risalto all'evento di Roberto. Roberto adesso ci spiegherà lui quello perché, le motivazioni e tutti i contenuti che riguardano quell'evento, però devo dire da parte mia, devo solo dirgli grazie, oltre al fatto che ci conosciamo penso da più di 30 anni, ma devo dirgli grazie perché ben vengano questi eventi, queste iniziative, e speriamo ce ne siano ancora. Io concludo, dico che l'impressione che ho avuto poi negli ultimi periodi, ma anche soprattutto nell'ultimo mese, incontrando le persone in giro, è che veramente, guarda Vincenzo, ogni persona che incontro mi dice l'impressione che ha in questo momento, sente un cambiamento. Ecco, e questo io sono uno anche che ascolta molto le persone, anche per il lavoro che faccio, perché io mi occupo di commerciale ma anche di comunicazione, e non avevo mai avuto questa impressione. Ecco, qui mi fermo, concludo, passo la parola a Roberto Venerando. Grazie Roberto, a nome mio e a nome di Maestria Mia. Vi ricordo, ultima cosa, che fermo restando che ci diano l'attore o i locali che Vincenzo Conte, il Presidente della Municipalità, metterà a disposizione, l'inaugurazione, perché sarà naturalmente un'esposizione di 3 giorni, proprio in occasione di questa iniziativa di Roberto. L'inaugurazione sarà il 7, lo stesso giorno, il 7 ottobre, alle ore 17, e noi avremo molto piacere, io l'ho chiesto in privato a Roberto, ma mi ha detto di sì, che fosse lui a dare l'inaugurazione, diciamo, a questa mostra. Stop. Grazie Roberto. Sono io che ringrazio voi invece, accidenti. Un po' di cose. Allora, intanto premetto subito che non mi sarei mai aspettato se si può definire successo del genere, perché sapevo e col mio ci credevo che la gente avesse ancora voglia di esserci, perché a volte mi sembra di vivere in una città di zombie, una città dimenticata, ed ero sicuro che tanti come me avrebbero avuto questo desiderio di tornare a vivere, se vogliamo, no? E grazie poi anche a Andrea e tutti quelli del gruppo di Maestria Mia ho scoperto che la gente è anche molto legata al passato, perché si parla sempre di futuro. Io non ho mai capito perché bisogna sempre cambiare. Cambiare è giusto, ma non è mai detto che cambiare sia sempre per forza meglio di quello che c'era un po' prima. Queste foto bellissime che voi avete messo sull'evento, che purtroppo l'ho fatto privato, perché, ahimè, un po' per incapacità, perché è la prima volta che faccio una cosa del genere, forse sarà anche l'ultima perché è difficilissimo, però non mi ero nemmeno accorto che ci fosse la possibilità di fare o privato o pubblico. Morale, è andato così ed è privato, per cui lo può vedere solo chi entra. Difatti molte associazioni mi hanno chiesto di poterlo rendere visibile, il link per cui la gente poteva entrare, e non era possibile proprio perché era noi abbiamo un sito della municipalità, se ci giri qualcosa che sia non dico. Sì, no, perché proprio non riesce ad aprire, cioè se io ti giro il link. Abbiamo il sito della municipalità, se vuoi, sul Facebook, la mettiamo lì. Basta che ce la mandi. Sì, perché, ripeto, è nato da più motivazioni. La scomparsa, ma penso si sappia, di un carissimo nostro amico Andrea, il povero Nane, che era un personaggio strepitoso, amico di tutti poi, perché non era... Perché c'erano tante compagnie in piazza, però c'era anche chi riusciva ad entrare in tutte le compagnie contemporaneamente, per la sua simpatia, per il carattere, eccetera, eccetera. Era trasversale. Lui era molto trasversale. E pensando a Nane, pensando che era la seconda volta che mi trovavo con degli amici a un funerale di un amico, Marco Rosa, che era morto molti anni prima, ho detto, ma non è possibile,
con tutto rispetto per i novantenni, io non ho 90 anni, non posso vedere i miei vecchi amici solo ai matrimoni o ai funerali o ai battesimi, cioè, tutti a casa poi per il resto del tempo, com'è possibile? Allora, poi associando questo, associando la voglia di vivere e pensando alla piazza nostra che era, tutti ci ricordiamo di com'era una volta, ho fatto questa, stavo tornando a casa da una cena fatta proprio dopo il funerale di Nane con degli amici e mentre ero in macchina pensavo e mi è venuto così questa idea, l'ho buttata così, proprio nel vero senso della parola, su Facebook e già lì ho capito che qualcosa stava, cioè, c'era qualcosa che non era normale, nel senso buono del termine, cioè mi sono arrivati 50 commenti, uno più esaltante dell'altro. Bella idea, bellissimo, la pelle d'oca, come io in questo momento, cioè tutta una cosa. Uno mi ha detto crea l'evento, ecco da lì il problema privato pubblico, non ho mai fatto un evento in vita mia, ho detto il problema è fare questo evento, butto l'evento e siamo qui a parlarne oggi che è il 29 San Michele, 29 settembre, con 1600 persone, attenzione 1600 più tutti gli altri, perché c'è tanta gente che non è su Facebook o che non scrive commenti o che non scrive oppure che non mette partecipa perché fino all'ultimo non sa e poi verrà, c'è chi mi dice che sono sempre, di solito sono sempre di più quelli che, poi c'è anche quello che magari mette, clicca, mi piace, vengo, poi non viene, però insomma io già mi ricordo quando siamo sentiti col giornalista del Corriere o con la giornalista del Gazzettino, eravamo intorno ai 400, 600, poi con lui un po' più, eravamo già 1000, infatti 1000, ma mi sarà 1600, non mi nascondo la preoccupazione di tutta questa gente, perché in effetti, infatti chiederò che tutti si mettano, perché è anche giusto così, nel punto preciso della piazza in cui si trovavano con gli amici, perché dovranno rivedersi con i loro amici. Io non voglio vedere 1600 persone, voglio vedere i miei amici e poi insieme a tutti gli altri fare una festa, è una parola, tanti la chiamano festa, in realtà è un amarcord, dai. Ma è tutto, è amarcord, è per il futuro, è per il presente, il verbo, la parola è quella che ci permette di comunicare. Una miscellana. Ci sono, se parliamo poi di verbi, abbiamo il futuro, sì, ma c'è anche il presente, c'è anche il passato. Lo dico io che sono un gerundio perché mi chiamo Venerando. Per cui, voglio dire, non c'è futuro senza passato. Perché devo emozionarmi davanti alla pietà di Michelangelo o a un edificio del 600 del 700 e non emozionarmi davanti a una foto di maestri degli anni 50? È la stessa cosa, è sempre passato la nostra storia, le nostre emozioni. C'è stato chi ha criticato Andrea, mi è spiaciuto moltissimo, ma è giusto, ci sta, perché siamo tutti uniformati e anche brutto. Però andare a criticare perché mettono foto antiche è folle secondo me, perché noi partiamo tutti da lì, ok? Quando eravamo più fenici, ho detto una volta, nel senso della battuta. Per cui, ripeto, non c'è futuro senza passato, abbiamo le radici e dobbiamo tenercele strette. A me tutto questo mondo globalizzato non piace, ma me lo accetto, però io ci tengo ad essere mestrino, a rivendicare la mia mestrinità, le mie radici e ho piacere che gente come Andrea e il gruppo di Maestri Mia ci propongono delle foto che io personalmente non avevo mai visto, quindi è stata un'emozione continua, filmati che sono stati messi, c'è stata, ma se voi andate dentro l'evento, voi vedete, come Andrea giustamente diceva, l'emozione della gente. C'è un giocatore di basket, Palumbo, che era un playmaker, penso Duco Vidal, adesso non ricordo bene, 76-80 gli anni, che proprio l'altro giorno, ieri forse, adesso perdo un po' i giorni, scusate ma è un tourbillon, ma si è rivisto in un filmato del passato, ha detto che orgoglioso di essere mestrino, lui da Brescia, dove vive attualmente, verrà qui da noi. C'è gente che viene da New York, uno da Malaga, un altro da Dubai perché è lì per lavoro, cioè, ma noi siamo fortissimi insieme e non è giusto perdersi questa forza, perché Mestre è sempre stata, e non siete di canna né pesce, si dicevano i padovani, i trevigiani, i veneziani, ma noi siamo fortissimi, a noi non ci ha mai fregato nessuno, noi siamo sempre stati i migliori di tutti. Così mi sentite pure colpa se nostra per 4 volte che ha domandato se volevo avere un'identità e 4 volte che non bruciata. Poi speriamo che a quinta sia per Però la forza dei mestrini, appunto perché siamo partiti dal nulla, perché io sono figlio di un mestrino che a sua volta era figlio di un ferroviere, perché tutto nasce da lì poi, e mi racconta mio papà delle cose, a 90 anni l'anno prossimo, delle cose di Mestre, io rimango affascinato, gli ho potuto anche scrivere un libro, l'ha scritto con tutti i ricordi della sua infanzia, ed è un peccato che vadano perse, ma ci mancherebbe altro, non bisogna perdere le proprie radici, la propria identità. Concludo con questo dicendo che questo evento, che doveva essere una rimpatriata per dare anche una
Una scossa, bravo, una scossa e un messaggio a chi di dovere. Sta diventando qualcosa di incredibile. C'è stato qualcuno che ha detto non è mai successo nel mondo una cosa del genere, e probabilmente è vero, perché una manifestazione che parte così dal cittadino solo per proprio orgoglio mi ha colpito, emozionato e stimolato a chissà nel futuro a fare qualcosa d'altro. Ma insomma, partiamo così, diamoci, come dicete giustamente, diamoci una scossa, diamo una scossa a questa città che è un po' un... Piccola parentesi, vorrei anche dire, chissà che sia contagiosa la cosa, perché sì. Nessuno vuole avere le redini o i figli Io ben venga se un domani qualcuno fa qualcosa di alternativo legato allo sport, legato ai costumi, al carnevale, cioè, va bene, dobbiamo essere, voglio dire, sostanzialmente tutti complici, la complicità è quello che io dico sempre. Noi non l'ha fatto Venerando, non l'ho fatto io, non l'ha fatto lui, non l'ha fatto, cioè siamo noi gli artefici, e non gioca la snobberia di alcune persone. Hai capito? Cioè, dobbiamo essere tutti dentro questo contenitore. Voglio solo salutarti, Presidente, e dire non mollare mai. Grazie, ex sindaco di Martellano. Sì, ma non c'entra ex sindaco. E Ho fatto altre cose più importanti. Ho fatto cose più importanti, Francesco Gallorini. Vi dico 3 robe solo. Basket mestre, è stato vicepresidente per 10 anni e poi ho fatto direttore generale di ospedali, Pordenone, Gorizia e Mestre. Basta. È stato qua 22 anni alla Sì, ma adesso do il cognome, andiamo. Perché anche capisco come l'ho mascherato. Comunque complimenti, in bocca al lupo, se avete bisogno per quello che possa essere utile, ben volentieri. Grazie. E non mollare mai, non mollare mai. mai. Francesco. Arrivederci. Non passeranno. No, ripeto, era sicuramente qualcosa di soffitto dentro di noi, di tutti noi, perché è incredibile l'entusiasmo che ha scatenato questa cosa, per cui è bellissimo e comunque continuiamo così. Posso Beh, fare bello una anche. domanda? Sì, ecco, sì, prego. Ecco, lui prima citava i referendum, non c'entra niente. No. È una cosa proprio... È una cosa nata, è tutto... Occasionalmente. Sì. Però. Tutti li butti dentro, ma non Posso. Sì, no, ecco, io vorrei fosse chiaro. Lui ci tiene a sottolineare che non è così. No, Vincenzo, insomma, ci conosciamo bene e quindi lui sa benissimo che Mestre, anche come la pensa Mestre Mia, perché lo sa molto bene. Però ecco, non vogliamo inquinare sicuramente un momento, un'emozione, perché sarebbe un piccolo tradimento nei confronti veramente di tutte quelle persone che alle volte, diciamo, la gente si butta sopra i ma quando le conosci e quando leggi le cose che scrivono, cose più o meno carine, simpatiche, la parola che ci sta tutto, ti rendi conto che non sono solo dei numeri, sono delle persone e vanno rispettate. E l'emozione non ha Vanno colore. rispettate. Io ho avuto persone No, ma non ha colore. dentro il quale ci sono persone che hanno votato da una parte e dall'altra, che la pensano a favore, contro il referendum, cioè c'è di tutto, ma non è questo, ecco, l'oggetto assolutamente, e non deve essere questo, ma Vincenzo Conte sicuramente non è, lo sa bene, è qui presente perché ha condiviso anche lui questo momento che l'ha sentito e Ci sono percepito. strumentalizzazioni su quello che state facendo. Innanzitutto per Flash. Sono due iniziative che, ancorché nati in momenti diversi, sono sicuramente complementari. Perché chiaramente io lo chiamo un amarcord, qualcuno magari non gli piace il termine, però sicuramente questo. Cioè, la piazza era il primo approccio all'identità mestrina. Cioè, non prendete per tutte le parole che era dire quello che non dovrei cavalcare, ma questa è la verità. Era il primo approccio. Io sono veneziano, sono venuto a abitare nel 60, cosa venivo qua e mi ha cominciato a dire andiamo a fare vasche. E cosa c'era? Mi sapevo gli stone. E siamo venuti ai vasche. Queste vasche c'erano da Fontanea a Galleria Moderna, e cominciando ad avere i primi pruriti, mi insegnava che ti cercavi dal lunedì al sabato e fie per il festin, da fare la domenica dove ti trovavi 7 maschi e 2 femmine. E questo era la risposta. E vasca si veniva per quello.
ce le ricordiamo le vasche, specialmente del sabato sera, no? Col ciao amici, che era il giornale che andava per la maggiore, e mentre si andava ciao amici, qua era dieta, si ascoltava bandiera gialla. Ecco, io sono del 47, lui è più giovane, ma questo è stato il primo periodo delle vasche, di connotazione forte. Una piazza che era connotata da che cosa? Dal passaggio dei filovie, dal parcheggio davanti all'Eccelsior, i negozi tipici, mestrini, ecco la spersonalizzazione della piazza. Oggi c'è tutto franchising e grandi catene. Esatto. Allora noi avevamo i Fontanella, avevamo Anna Maria, quella che vendeva le passamaneria, no, anche bravo. Gisetta Cantò, Farinea, tutti i negozi marcato quello dei gomme, ti sta scusare, gomme, Gastaldi, che faceva scritto del Castagnasso vicino alle c'è dove ti soffregavi e Mossarè in piazzetta Allegri, che c'era Gastaldis. Ecco, la piazza era identificata, era il cuore di Mestre, anche come negozi tipici. Quella era la piazza, anche se dopo la piazza era connotata da altre cose, ve ne ricordate? Gli agglomerati politici, Sì. da Giacomuzzi Neri, da che altra parte i Rossi, e quante volte abbiamo visto intervenire a Celleri, perché? Ma perché la piazza era vissuta anche con l'ideologia, col cuore, con gli afflati politici. La piazza era vissuta, era il cuore di Mestre e ti dava l'identità. Tu cominciavi, anche veneziano come ero io, andare a fare il Mestre e ti cominciavi a sentire mestrino, ancorché Mestre fosse, per come chi aveva ridotto, orribilis. Perché io cito sempre, tanti non si ricorda che in Piazzale Candiani c'era il Masseo, il Sacello, perché c'era e Gaere Quadradrio, se ricordiamo e Gaere Quadradrio. Ecco, tanto per dirne do che mi cito sempre. Cioè il Corso del Popolo, ragazzi, che c'era un passo, che è qui l'angolo via Tasso col Tabacchi, tutto Vodo, e dopo l'angolo con via Andrea Costa, che c'era un vecchio manufatto militare dove che dentro che c'era una officina. Io che abitavo in via Milano, per venire in piazza attraversavo la campagna e mi ricordo che la prima volta che mi hanno portato a fare, siamo andati con un'amica che doveva portare delle cose a rammendare le suore, che era brava, le suore di via Carossa in fondo, e mi hanno fatto attraversare la campagna perché via Garibaldi era vuota. Questa è la Mestre che noi andiamo a raccontare. Dopodiché le foto si sposano benissimo, perché quel passato è stato il nostro futuro, come noi oggi siamo il futuro dei nostri figli, e quindi fare capire sta roba. Poi le nuove generazioni non è vero che sono proprio adulti, cioè mia figlia è nata a Mestre, si sente mestrina, ancorché lavori a Venezia, lavori su una catena di alberghi. L'identità è, come ripeto, io non voglio calcare il discorso che sta andando per la maggiore, però anche questa cosa qui segna un'identità, che se no si rischia di annacquarsi, no? Perché sì, siamo tutti nella stessa barca. Cito stamattina 2 signori anziani, qualche anno più di me, e che fa giusto il presidente che per il patrono di Mestre 10 minuti e San Marco gran casino. E come fa? Ma che palanca giusto che nel giorno del patrono di Mestre il Laboro, che è quello, sta dietro quello del comune di Venezia. Signora Guido, questa è la ragione, Guido. Ecco che dobbiamo ritrovare l'identità messina, ecco che se ritroveremo le compagnie. Io penso che tu, da ottimo organizzatore, perché mi pare che sia o no, abbia pensato a una, come si dice, una colonna musicale, no? Con poca di musica di vinile e quant'altro, magari anche cracchia, però è quella la colonna sonora. Purtroppo abbiamo problemi. Vabbè, insomma, comunque se vuoi io ho un dischetto di quei nuovi che se 900 canzoni, però che vuoi, tutti quelli anni 70, perché cioè, mica fatti avere shin music che sarà musica solo di quegli anni. Ecco, per esempio ti dico, probabilmente, e me ne dispiaccio perché sono venuto a saperlo anch'io, concludo, sì. Navigando, vedendo su Facebook, attraverso poi Liliana, insomma, che questa è una parentesi, sta la mia prima amorosa, quindi pensate. Vabbè, sta roba qua. Di festini, dei vasche, no? Peccata così. Certo, festini. Andavamo a scuola insieme al Foscari, però insomma, vabbè.
se avessimo avuto più tempo, ci fossimo visti prima, facciamola pure così, va benissimo, ma secondo me potrebbe essere l'anno 0, per arrivare all'edizione 1, costruirla non meglio di questa, Big Bang. ma più grande. Allora la colonna sonora poteva essere sopportata da, per esempio, da quel che resta di Uragani, che ricordevi i pipistrelli che si ancora in giro i tocchi, perché allora se tu riporti questi in piazza, riporti veramente Questa cosa Conte la musica a Roberto l'avevamo già un po' preavvisato, no? Potrebbe, non dico diventare una fiera, quasi di 2 giorni, di 3 giorni, in un ponte, per rendere Mestre festiva in questo, perché se si produce questo bellissimo incontro dal 7 ottobre potrà essere ripetuto un'altra volta con gente che tornerà volentieri, ma porterà altre persone che adesso, come diceva Roberto, non avendole raggiunte con il social pubblico, le poveracce ancora non lo sanno, e non sono state avvisate. È l'edizione anno 0. Ma sarebbe stata poi l'occasione, perché è molto spento quest'anno. Ecco, scusa, una piccola parentesi. Non mi fa esprimere perché mi sono fatto questioni ieri qua. Una piccola parentesi, appunto, cioè, io lo chiedo adesso da mestrino, perché tanti chiedono a me, ma io non ho risposte da dare, ma voglio dire, qui c'è sempre stata la fiera di San Michele. E i giostri non potevamo metterle all'ospedale. Le giostre, le Sì, ma bancarelle, esatto. ma anche le E i bancarei? Nulla. Può essere così, un qualche cosa di passato e tutto, però voglio dire, le bancarelle hanno sempre caratterizzato Purtroppo negli ultimi anni c'è stato la festa questo di San Michele, Cioè, ma è no? stata azzeramento. Ma c'è stato l'azzeramento. No, un'emorragia proprio di... Allora io penso che a questo punto siano proprio i mestrini stessi che oggi, qua con presente Roberto, si sono dati da fare per tirare su, per inventarsi. Ma è quando stai toccando il fondo che rialzi la testa. Certo, Ma ma dimmi. infatti, vedi, inconsapevolmente, io Speriamo credo però che di ognuno toccare. di noi percepisca un attimo prima di Anch'io lo cadere so. questa cosa, e l'istinto, chissà perché, ti porta a risollevarti, a La imparare, sua a è inventare. una bellissima iniziativa che secondo me può essere l'accendino che accende la fiamma, che dà fiamma e secondo me questo può essere sottolineato come l'anno 0, cioè è l'edizione 0, che deve essere il prodromo di quello che potremo fare su questa idea che non è balzana, non è peregrina, ma anzi è importante, perché la nostra, ma adesso ho scoperto che lui è più giovane di me, ma queste generazioni sono quelle che ancora reggono anche, parliamoci economicamente la città, ragazzi, perché i giovani non trovano lavoro, queste sono, no? E quindi possono ancora in qualche maniera dire qualcosa e possono essere di aiuto e di incentivo alle nuove generazioni, per fare, come diceva lui giustamente, capire che non è che se parlando del futuro, se stiamo parlando addosso, parliamo dei reduci e combattenti. Serve come proiezione per... Stiamo dicendo quella che è stata la base della nostra identità culturale, sociale e quant'altro, demografica, può e deve essere lo stimolo perché questo cresca. Perché altrimenti si Scusate, fosse io soltanto... devo andare perché ho un altro appuntamento. Mi raccomando. Solo una cosa, giustamente adesso che il titolare del trasport che si sta muovendo, mi sta Sì, aiutando ma infatti- tantissimo, tutti i bar della piazza sono stati avvisati e si sta pensando che tutti i bar della piazza mettano fuori un banchetto con qualcosa da bere. In quei giorni là ci deve essere anche il discorso di Mestre Sport, che sono nel calcio a 5, tutte quelle società che sempre fanno capo al nome di Mestre, che in qualche maniera si stanno valorizzando molto bene. Perché questa roba qua, come ripeto, noi come municipalità di Mestre è doveroso dargli piena audience e Io penso ospitalità, lo ma sport guai a sia Dio. assolutamente un ricettore incredibile per me. Anche il pallavolo di Tutto, sera, un piccolo, grazie. Quando vuoi, mentre nel passato Mestre, che aveva pure una sua consistenza demografica, era in grandissima parte fatta da veneziani traslocati, da gente che veniva qui ad abitare da vicinori o anche da Venezia, ma già essendo foresti, perché qui le case erano più moderne. Cioè, oggi c'è una generazione che è nata a Mestre
e che non tutta vive nell'egida legittima della grande Venezia, della Serenissima, delle battaglie una volta, cioè, quello ci sta, finì appunto, storicamente sta lì, nessuno ne porta via, però insomma, se una volta quello che andava a fare in Italia era dei Cavarzeri, dove ti stava a Venezia, perché Cavarzeri non esisteva, negli anni 70-80 purtroppo la gente conosceva Mestre per un problema, perché su Viaggiare Informati tutti i giorni che c'era La Mestre, il tangenziale. passante del Mestre, la tangenziale, noi eravamo conosciuti per quello, 1970. noi eravamo conosciuti, Mestre è stata conosciuta sulla platea italiana per i problemi di traffico su Viaggiare Informati. Tangenziale di Mestre, 1970, Quindi, penso sia stato questo è stato il problema. Non è stata conosciuta Mestre nella grande platea italiana. Se ti pensi, Apro una parentesi, guarda che è storia questa. si era comprato la Fiat 131, allora siamo andati a provarla in tangenziale di sabato sera alle 9, quindi di solito c'è molto traffico, non c'era nessuno, sti lampioni che ne illuminavano, dicevo, Madonna, avevi strada, non c'era nessuno. ma chi pensa che Mestre, che è nata anche sull'auto, anche Mestre non è nata sull'auto, ma le grandi famiglie delle grandi concessionarie sono sparite tutte. Da Gasparini, Fassina, Madonna, Chiodi, come si chiamava? Iara Cecconi. Iara Cecconi, sono spariti tutti. Urlanetto e Girardini, Ed erano Caldera, erano Marghera. concessionarie, ma specialmente Fassina che poi comandava tutto a Mestre. Non siamo riusciti a fare il salto generazionale delle aziende ed è un po' poi quello che ha subito anche lo sport, che non ha mai avuto un compagno, perché anche la COI si è sempre impegnata sul campo dell'atletica dove si spende poco, gli altri. La Campione è l'unico grande mecenate che, al di là del giudizio politico e personale, era Zamparini, che ni che questo fare quello che adesso vuol fare che fare a questi. Perché sai fare il centro commerciale come che era giusto, che avessimo uno stadio e forse al manco a squadra di Serie B che avessimo avuto. Purtroppo poca A proposito dei centri commerciali, proprio stamattina parlavo con un amico di tutto e si parlava come è possibile che improvvisamente la piazza si sia svuotata. Scusa, posso interromperti veramente? Tu hai un'attività commerciale? Libero professionista. Allora, il 27 di ottobre prossimo questa municipalità qui ha già pronto, ma Alle 6:30, se non alle 6, alle 6. un incontro di un certo spessore sui problemi del commercio nella centrale di Mestre. Allora vi dico già chi c'è. Allora ci sarà un consigliere regionale perché deve rispondere, cioè dirci cosa ha fatto la regione sul discorso della grande distribuzione, un ex assessore dell'urbanistica del Comune di Venezia, poi per il piccolo commercio c'è la Silvia Esposti, la Deborah Esposti, la Silvia Angeloni, il direttore del Duca d'Aosta. Sto aspettando le risposte della grande distribuzione di Coin e di rappresentanti di Coin e il PAM. Ci saranno 2 agenti immobiliari perché ci devono dire come va il discorso dei negozi quando restano chiusi, perché e quant'altro. Chi è che manca? Corradi. Sì, Corradi e Franceschi per il Confcommercio degli agenti. Sto aspettando Paolo Zabeo per la CGA o mi mandano su, quindi andremo a esaminare le problematiche che stanno causando la moria, che sono poi quelle di mobilità, il caro affitti, la crisi generale e il discorso indiscriminato che Mestre è una delle città che è circondata da grande distribuzione e adesso si sta ragionando di un altro lì per l'anno, quindi metteremo a fuoco sta roba qua proprio perché insomma è un problema. Ma probabilmente questo è stato un po' anche... E ovviamente, scusa, non ti rompo più le balle, abbiamo invitato l'assessore al turismo e al commercio che finora si è ben guardata aveva risposta. Perché siamo, penso, l'unica realtà, non so se al mondo, in Italia, non so dove, che ha tutti questi centri commerciali ma appena fuori Mestre. Domia. E il momento che tu passi di là le cose per il balcone, fuori del... Cioè, per un ragazzo, cioè, veramente, ad esempio a Treviso, a Silea, ma uno che lavora che va a Silea, ce l'ha a 10 Goglia. km. Per cui sta lì. Noi invece basta, anche un ragazzo giovane va lì, d'inverno il riscaldamento, l'estate l'aria condizionata, chi va in macchina in parcheggio è gratis e c'è sempre, perché
non c'è una volta che non trovi parcheggio in un centro commerciale, per cui è stata anche... E ti aggiungo una cosa, prima parlavamo di piazza, no? Stavamo parlando di piazza. Noi abbiamo fatto un esame che forse ha la sua attinenza, cioè la gente non ha più trovato la piazza, ma la piazza l'ha ritrovata a Nave Vero, ha ritrovato la piazza lì, perché fanno gli eventi, ga tutti i negozi, ga parcheggio, ha ritrovato la piazza. Perché c'è marketing, fanno... Sì, ma hanno ritrovato la piazza, Sì, va bene, perché fanno piazza, fanno eventi, fanno musica, c'è da mangiare, c'è da bere e c'è parcheggio. Questo noi dobbiamo riportare in piazza. Ecco che quello che ha fatto lui e che sta facendo si sposa. Io mi permetto, lo cito un po' a tutti, siamo un po' indietro rispetto all'America, no? Di 10 anni. Avete mai visto dei film in cui certi gangster, no? ci troviamo in quel posto, e sono sotto a un porticato con le due auto, con una strada che passa, che è stata resa urbana. Sopra c'è un ex centro commerciale chiuso. Io non auguro niente adesso, ma penso che nel tempo, perché l'abbiamo vista, insomma. Poi per esperienza negli eventi, quando magari, come dicevo appunto, quando normalmente ci sono 1600 partecipanti, ovviamente, soprattutto quando ricordiamo la fascia d'età, ovviamente non tutti hanno Facebook e nessuno giustamente partecipa, ma per sentito dire che, ah cavolo, vendiamo, andiamo, quindi io mi calcolo come minimo sarà il doppio, ma sono quasi convinto, sarà giustamente che quelli che lo metteranno mi piace, ma normalmente facciamo sempre, conoscendo ormai la statistica, su 10 normalmente 2 non vengono, 8 20%, sì. Quindi insomma una bella Sì. fetta in più viene. verranno Poi ricordiamo esposti, hai detto che verranno esposti, mi permetto? Sì, vai. 2 o 3 motocicli dell'epoca, Bello. le Davanti a T3, Duca. il Ciao, il Bravo. Ci vediamo alle 5 il 7 ottobre sotto la torre per vedere queste foto. Buon lavoro e bravi tutti. Grazie. Vincenzo, grazie. Presidente, un'iniziativa che non c'è mai stata prima d'ora per riportare a rivivere la Mestre di una volta. Sì, allora io innanzitutto sono il presidente di Mestre Mia e noi diciamo, ci occupiamo di cultura e di storia della nostra città e abbiamo colto l'occasione di inserirci in questo contesto, in questo appunto evento organizzato da Roberto Venerando, esponendo, chiedendo alla municipalità e all'amministrazione diciamo, una parte della torre dell'orologio, quindi proprio nel centro di Mestre, chiedendo uno spazio per esporre delle immagini che avevamo pubblicato su Facebook, lì dove è nato un po' tutto questo fervore dell'evento Ritroviamoci in piazza. Ecco, che immagini? Allora, già noi, faccio una piccola premessa perché noi già ad ottobre avevamo fatto una mostra all'interno della torre facendo vedere tutte le immagini storiche degli ultimi 100 anni, ma comunque anche molte che riguardavano gli anni 70, 80, 60, 70, 80 della nostra città. E immagini molto belle, suggestive, che evocano un po' quello che è il sentimento di un tempo. E certamente che all'indirizzo proprio delle persone, quindi delle emozioni di quando si stava in piazza, c'erano le compagnie, c'erano i locali, dove appunto si ritrovavano le compagnie come Bar Sport, Fontanella, Da Ugo, Baessato e quant'altro. E pubblicando diciamo, queste immagini abbiamo avuto un suggerimento quasi spontaneo da parte di chi le condivideva con piacere, che appunto ci chiedevano dove sarebbe stato possibile vederle. Avendo fatto appunto questa mostra ad ottobre, ci è venuto in mente di ripetere la cosa in forma diciamo concentrata, quindi ridotta, sempre alla torre, quindi sempre nel cuore della città, concentrando le immagini magari più suggestive che riguardano soltanto la piazza. C'era la piazza e non il resto. La piazza e non il resto, per 3 giorni, quindi l'evento sarà quello creato da Roberto Venerando, sarà il venerdì alle 19, noi il venerdì alle 17 faremo questa inaugurazione. Roberto Venerando gli abbiamo chiesto di essere il primo, diciamo, tagliare il nastro, anche se non ci sarà il nastro, ma comunque di far sì che sia lui a fare l'inaugurazione. E dopodiché durante l'evento io credo che gli interessati
potranno venire, potranno vedere le immagini, e questo un po' a supporto sia dell'evento e sia proprio di questo entusiasmo che sta alimentando le pagine di Facebook, ma non solo, anche i media in questi ultimi giorni. Insomma. Va bene, perfetto, grazie mille. Prego. Roberto, è un'iniziativa che vuole coinvolgere tante persone, tanti mestrini di un tempo ma anche di oggi, però è un'iniziativa che non vuole essere fine a se stessa, ma vuole in qualche modo posare le basi per ricostruire un po' la città. Sì, è ora di ripartire, siamo una città morta, non c'è più vitalità, la stessa vitalità e l'energia che c'era in quegli anni lì. Per cui questo è un sasso che noi tiriamo, e ringrazio Mestre Mia per avermi coadiuvato in questo con delle immagini bellissime del nostro passato, perché io credo che non ci sia futuro se non c'è il passato, senza passato, per cui da qui ripartire per tornare come eravamo una volta, perché noi mestrini abbiamo un'energia incredibile che pochi hanno e dobbiamo riscoprirla. Ma secondo lei è possibile, al di là di un singolo evento, poter ritornare come un tempo? È difficile, è una sfida, però le sfide vanno accettate, affrontate, e poi quando le cose nascono dal cuore sono per forza vincenti, vada come vada. Ecco, l'aspetto singolare anche delle tante adesioni su Facebook è che ci sia proprio questa voglia di ritornare a un passato, come se il presente e l'idea del futuro non piacesse alle generazioni di un tempo, ma forse anche a quelle di oggi. Sì, io continuo a chiedermi perché bisogna cambiare per forza, sembra quasi che bisogna per forza cambiare tutto, il modo di vivere. Ci sono delle cose che non possono cambiare, la gente vedo che la pensa così, perché basta vedere un'idea così un po' folle, il successo che sta avendo fa capire quanto la gente sia legata a determinate cose che non devono e non è giusto che cambino, non devono cambiare, non è giusto che cambino. Anche il Bar Sport, bar storico, che è coinvolto in questa iniziativa insieme a tanti altri locali, perché ha voluto partecipare? Io mi sono fatto vicino a Roberto appunto per questo motivo, perché c'era bisogno anche di un po' di organizzazione, un po' di logistica della piazza. La piazza può accogliere 10.000 persone, ma bisogna essere organizzati soprattutto nel food, nel distribuire qualcosa. Queste persone si troveranno per un paio d'ore, 3 ore, anche solo per un aperitivo, ma tutti i locali devono essere a disposizione degli invitati, chiamiamoli così perché per noi sono invitati e sono anche grandi amici, anche se non li conosciamo tutti. Dobbiamo essere pronti tutti quanti, l'amministrazione ci sta aiutando in questo, in modo che tutti i locali abbiano la possibilità di poter distribuire e essere vicini ad entrambi, sia i clienti che i locali stessi, e quindi coordinarci per aiutare l'evento. Ecco, un evento a cui prenderanno parte anche dei DJ, ma non di oggi, DJ di un tempo. DJ di un tempo sono 3, il famosissimo Dario De Demo, negli anni 80 è stato molto conosciuto, lo è conosciuto anche adesso, Marco Fabian e Beppe Spaten. Loro 3 saranno i 3 DJ in piazza presso Bar Sport con un piccolo palco, e giustamente intratterranno, ma soprattutto faranno in modo che la gente si incontri, si saluti, non ci sarà la musica frastornante, ma ci sarà solo una musica carina di quegli anni, una musica d'ascolto, che poi accompagnerà anche magari a qualche ballo, perché no? Magari nascerà anche una storia d'amore come succedeva in quegli anni. Potrà succedere, ce lo auguriamo, perché sono nate all'epoca le storie d'amore e può darsi che nascano, perché ci si rincontrano dopo 40 anni, 30 anni, è possibile.